Alvise Papa, responsabile operativo del Centro Marei di Venezia. Dottor Papa, dal 1970 e 80 ad oggi le cose sono cambiate qui al centro operativo. Oggi quali strumenti assicurano un corretto monitoraggio, una corretta previsione e informazione sulle maree? Per quanto riguarda il monitoraggio, noi continuiamo ad avere 26 stazioni di osservazione meteorografica in laguna e in mare, in più acquisiamo dati anche da tanti altri enti che siamo in convenzione. Questa struttura è stata creata dall'ingegnere Canestrelli nelle origini del Centro Maree, fondato lui nel 1981, e continua a essere viva e a essere manutentata. Per quanto riguarda invece la comunicazione e le previsioni, bisogna adattarsi anche ai tempi che cambiano, le conoscenze scientifiche, agli avanzamenti della conoscenza fisica del mare, per cui abbiamo una serie di modelli statistici sviluppati fine metà anni 90, ma ultimamente rivisti radicalmente, e dei modelli deterministici creati in collaborazione con il CNR ISMAR di Venezia. Abbiamo altre strutture in studio con altri istituti del CNR come l'ISAC, l'Istituto di Scienze Atmosfere del Clima di Padova, e altri istituti del CNR che ci aiutano, o università. Per quanto riguarda anche la comunicazione, anche lì l'evento di social network è stata molto importante. Si dice che siamo stati i primi in Europa a utilizzare Twitter per gli allertamenti in caso di eventi meteomarini. Abbiamo il nostro sistema storico degli SMS in cui abbiamo raggiunto 75.000 iscritti. Abbiamo tanti sistemi che stiamo aggiornando adesso in collaborazione con altri uffici del comune. Le nostre maree stanno cambiando. È vero che la stagionalità, per esempio, sta scomparendo? Negli ultimi dati sembrerebbe proprio di sì, forse scomparendo no, però non è più così marcata come era nel passato. Fenomeni superiori agli 80 centimetri in giugno, luglio e in agosto non sono poi più così rari come una volta, anzi sono quasi stanno raggiungendo gli stessi valori della primavera che si presentavano fino al decennio scorso. In caso di eventi particolari siamo dentro nel centro, qui in questa stanza, al centro operativo, 24 ore su 24 praticamente, attiviamo dei sistemi anche di sorveglianza remota. Abbiamo dati che vengono dal centro meteorologico europeo, ma anche da altri centri. Per esempio noi riceviamo costantemente i dati che vengono forniti dal centro meteorologico dell'Emilia Romagna, che è il centro meteo di riferimento per la protezione civile italiana. Dobbiamo fare un monitoraggio continuo dell'andamento dei venti, soprattutto delle pressioni, dei centri di minima, delle loro traiettorie, e poi quando si è qui in evento bisogna seguire cosa fa l'acqua, come l'andamento e come si muove, perché ogni caso è diverso dall'altro.